Era figlio unico Mamour Mbou Pape, il 22enne originario del Senegal, morto ieri mattina mentre stava lavorando in questa azienda di caselle di Selvazzano Dentro, la Boldrina Anselmo SRL. Era in Italia dal 2024 e viveva a Padova nel quartiere di Torre. Aveva raggiunto il papà che è corso con alcuni colleghi e con il cuore in gola davanti ai cancelli della fabbrica. Lavorava e studiava al centro provinciale di istruzione degli adulti Mamour Mbou Pape, un giovane con tanti sogni e il desiderio di costruirsi una vita. Erano le 8 di lunedì, inizio turno, inizio settimana. Il 22enne stava lavorando su un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia delle lamiere, quando nel tentativo di rabboccare il liquido lubrificante il giovane sarebbe rimasto incastrato all'interno del cilindro del macchinario. Un collega, un cinquantenne originario del Togo, ha disperatamente tentato di tirarlo fuori procurandosi un taglio alla mano destra giudicato non grave, ma per Mamour Mbou Pape non c'è stato nulla da fare. Un dramma su cui la procura di Padova ha aperto un'inchiesta. Per lunghe ore sul posto hanno lavorato i carabinieri con i funzionari dello Spisal che hanno posto sotto sequestro il macchinario e stanno verificando che tutte le norme sulla sicurezza siano state rispettate. Un dolore infinito per la famiglia e per la comunità senegalese che si è subito stretta a un padre rimasto solo a piangere un figlio uscito di casa per andare al lavoro che in quella casa non ha più fatto ritorno. Una morte, quella di Mamour Mbou Pape, che è la quarta in provincia di Padova dall'inizio del 2026.